Eccoci ricollegati io e il mio amico Stefano di nuovo all'avventura del Ponente Ligure. Quest'oggi siamo a Dalbissola Marina. Bellissima, Spettacolo davanti a noi. molto bella. Si parte, amici. Attenzione, eccoci di nuovo collegati, amici del surfcasting. Di nuovo la scoperta del Ponente Ligure con il nostro Stefano Soriano. Quest'oggi Albissola Marina, spiaggia meravigliosa. Quest'oggi cielo coperto che viene sicuramente a nostro favore, e parliamo un po' di questo paesino che ci ospita quest'oggi. Comune in provincia di Savona di 5.400 abitanti, famosa insieme ad Albissola Superiore per la lavorazione della ceramica. Cittadina di storia, ricca di monumenti, che consiglio anche per chi volesse venire in vacanza, molto ma molto carina. Nel 2016 bandiera blu per la qualità delle spiagge. Il primo a farci visita è questo simpatico pagro bastardo che ci fa capire che il fondo tutto sommato non è poi così basso. Lo slamiamo, lo ributtiamo. Secondo ad arrivare è questa occhiatina che non ha saputo resistere alla tentazione dell'americano. Anche qua andiamo a slamare e liberare. Andiamo un po' nella postazione di Stefano a vedere che combina. Adesso parliamo un po' di esche e quant'altro. Stefano, Io sto utilizzando due tipi di esche, arenicola e coreano. come possiamo vederli, sono qua sulla Servidora sempre vicino a noi, amici. Il coreano lo dedichiamo sempre a un amo flotterato, perché in qualsiasi situazione, sia distante che nel corpo, può regalarci qualche sorpresa. Esatto. Un suggerimento, anche perché noi che magari andiamo appunto alla scoperta, facciamo sempre le nostre battute, è prima di arrivare in un posto nuovo vedere dal satellite direttamente da casa il fondale. Esatto, il fondale stasera si presenta con uno scoglio che è caratteristico di questo paese, della Madonnina sulla nostra sinistra, e porta con sé una serie di scogli sommersi, quindi fondale misto, e a seguire sabbia. Quindi noi man mano che ci avviciniamo con lo scoglio maggioriamo le nostre esche. Quindi adesso andrò a mettere nella prima canna il bibi, poi a seguire americano, a seguire arenicola, per finire flotterato coreana. Così stasera ci siamo strategicamente impostati, diciamo. Coppiola per il nostro Stefano, sparletto e fragolino, anzi tripletta, un altro pagellino. Questa sera qualche piccola modifica: 3 canne, una di cui mini trave basso già costruito, treccia 0,22, lunghissimo terminale, fluorocarbon, amo dell'8 e americano. Adesso poi vi farò vedere le altre.
Eccoci, adesso che c'è ancora un po' di sole, volevo salutare una mia piccola fan che ho conosciuto nelle vicinanze di Napoli, la piccola Diana. Andiamo un po' a vedere cosa sta combinando il nostro Stefano. Ho preso prima un paggiallo fragolino che purtroppo aveva ingoiato l'amo, allora continuiamo la catena alimentare marina e cerchiamo qualche predatore che riesca ad abboccare a questo boccone molto prelibato che stiamo preparando con cura. 2 ami, cavetto d'acciaio, un po' di flotter interno alla polpa e filo elastico fondamentale per chiudere bene il tutto e poterlo anche lanciare in sicurezza. Vediamo 8 in punto e il tramonto è davanti a noi nella bellissima baia della Madonnetta, che è proprio lassù in quello scoglio, simbolo meraviglioso di questo paese di mare. Eccoci, ultime luci. Nelle scorse settimane vi ho sempre accennato che ci sarebbero state grandi novità e grandi sorprese. Quando ho iniziato con il mio canale ho cercato, come fanno molti in questo settore, sponsorizzazioni nei vari marchi che mi è stato dato. Ho ricevuto molti regali e molti sconti dai diversi marchi del settore, specialmente in quello del surfcasting. Che dire, uno dei miei grandi sogni è sempre stato quello di farvi vedere nuovi spot, farvi conoscere la Liguria e trasmettervi un po' di passione, ma sicuramente un nuovo mio desiderio è quello di trasmettervi i miei sconti e i prezzi che fanno a me questi grandi marchi, che sicuramente non troverete sul mercato. Detto questo, la grande novità è l'apertura del mercatino del Surfcasting GBT Liguria, che potete trovarlo su Facebook, dove posterò i vari articoli, la merce, gli articoli che questi grandi marchi danno a me come sponsor, e io rigirerò a voi con dei prezzi sicuramente che sul mercato non troverete. Quindi tutti quanti andate a cercarvi il mercatino del Surfcasting Liguria, che aprirà in contemporanea all'uscita di questo video, e vedrete che troverete tutto il necessario dei grandi marchi per iniziare o continuare la vostra grande passione, cioè il surfcasting. Meno un quarto ed è tempo di Starlight. Adesso abbiamo messo nuovamente il bibi a sinistra, americano. Il nostro Stefano ha un po' di canne impegnate con diversi vermi, bibi, renicola, coreano, e si continua, amici, sperando che adesso che il buio è calato la situazione cambi. Eccolo il nostro Stefano. Combattimento per lui. Cosa avevi qua sotto, Ste? Avevo il bibi mescato su un mini trave, sento che c'è qualcosa ma non credo sia qualcosa di bello. Quindi qualcosa di brutto. Qualcosa di bruttissimo, ora vediamo quando... Però sai, quando si pesca col bibi c'è sempre quella speranza
ci sia un pesce un po' più bello. Vediamo che cosa succede. Come al solito il nostro Stefano ha lanciato la sua canna direttamente in Toscana, 1 minuto di recupero, mentre mi hanno rubato tutta l'attrezzatura mentre sto facendo il video. Dai che vi facciamo un po' ridere, vi facciamo un po' ridere. Attenzione, si sta avvicinando il primo dei pesci un po' più discreti, un sarago testa nera. No, sarago maggiore, riconoscibile dalla sua livrea grigia con le strisce nere. Attenzione, Joe ha incannato un pesce importante. Scusate, ma con Joe attenzione. Vediamo le testate. Grande Joe. Cosa sarà? Questa è un'oratella. Questa è un'orata. Bella. Bella, bella. Orata per Joe. Bellissima. Bravo Joe. Finalmente. Eccola qui, ragazzi. Joe, facci vedere sul faccione. La Marina. Siamo arrivati. Surfcasting GBT Liguria. Grande Joe, fai vedere. Attenzione, Temossi scatenato, sono passati 2 minuti, mi ha subito chiamato perché abbiamo un'altra cattura importante. Ragazzi, qua non si molla niente. Appena calato il buio sono iniziate le prime tocche importanti della serata. Attenzione, il pesce si sta avvicinando a riva. Sta iniziando a tirare belle testonate. Questo è un altro bel pesce perché vediamo il riflesso, ragazzi. Questa è un'altra orata. Bravo Joe. Bravo Colonda, vai Colonda, vai Colonda. Bravo Joe. Seconda orata per Joe. In tempo record 5 minuti 2-0, ragazzi. Questa qua è un po' più piccina, amici. L'abbiamo presa bene con l'americano, adesso la slamiamo e la liberiamo. Diamo alla natura e verremo ripagati, ragazzi. Sempre rispettare la natura. Occhiatona sul flotterato del nostro Stefano. 9:30, stiamo entrando nella terza ora di pesca. Come abbiamo visto, prima partenza sul bibi e poi sull'americano, quindi il palato dei pesci diciamo che non va per il sottile stasera. Negli scorsi giorni, quando stavamo studiando la spiaggia, io e Stefano gli avevo appunto detto quasi quasi questa mi sembra una spiaggia da gritta e vi consiglio, per chi volesse venire a provarla, di portarne 2 dietro, perché vicinanza con il porto, spiaggia di sabbia, qualche scoglio isolato e orate, quindi evitiamo di buttare via tanti vermi, si va dritti con la gritta, che potrebbe essere la soluzione migliore. Comunque vermi un po' più consistenti per il momento stanno ripagando, tantissimi pesciolini anche stasera. Eccoci ragazzi, un altro pesce che sta per arrivare a riva.
preso dal nostro Temossi Giorgio. Grande Giorgio. Si è preso con l'altra canna. Attenzione, abbiamo un sarago. Va bene, per ravvivare un po' la pescata ogni tanto, un pesce relax ogni tanto ci vuole, che fa ben sperare per i prossimi lanci. Un po' di catch and release, amici. Bravo Gio, bravo. La pesca deve essere soprattutto questo, rilasciamo i pesci piccoli che saranno le prede del futuro, amici. Adesso abbiamo recuperato questo saraghetto, il nostro Bibi è rimasto un po' traumatizzato, come si può dire, quindi doppio innesco Bibi del precedente innesco con un americano. Testatina nella parte finale, pesciolini in arrivo, un altro sarago maggiore, guardate che bello che è. Lo rilasciamo subito. Adesso lo sdramiamo e lo ributtiamo. Attenzione, si è spiombata la canna di sinistra di Stefano. Cioè, che vuol dire? Il pesce non sta più tirando verso il largo, ma sta venendo verso di noi. Quindi è il momento di tirare. Eccolo che sta arrivando. Coppiola, anzi tripletta per il nostro Stefano. Guardate che occhiata gigantesca. Un'occhiata enorme. Subito a seguire un saraghetto e un pagellino. Piano, aia. Eccola! La terza! E arriva la tripletta finalmente di orate per il team Surfcasting GBT Liguria al Bissola Marina. Tantissimi pesciolini, serata sicuramente che ci dà da fare. Segnaliamo qualche banco di Posidonio davanti a noi, quindi per gli amici che volessero provare questa meravigliosa spiaggia segnaliamo la presenza di Posidonia, qualche scoglio qua e là tra la sabbia, quindi occhio. Per il resto 3 oratine sono uscite, tantissimi saraghetti, qualche sparlotto, tutti pesci di fondo mezzo misto, quindi ma tutto sommato la serata scorre piacevole. Stefano si sposta lateralmente per facilitarsi nell'eventuale spiaggiamento della sua preda. Vediamo questi ultimi metri di recupero che cosa succede. Invece no, super occhiata di nuovo, super occhiata, occhiatina e triglia finale, l'ennesima tripletta per il nostro campione. Eccoci, finalmente battuta finita, e anche questa nuova spiaggia della scoperta del Ponte Ligure è andata. Bellissima al Bissola, 3 orate sono uscite, non di grandissima dimensione ma comunque una bellissima pescata, tanti pesciolini, tanti saraghetti, tanta varietà di pesce, e sicuramente una spiaggia che consigliamo. E che dire,
continuate a seguire le nostre avventure perché la scoperta del Ponente Ligure continua. Un grazie al mio amico Stefano, Grazie a te Gio, che è assolutamente alla mia spalla destra. grazie a te per avermi accompagnato come sempre in questa avventura bellissima e sempre ricca di emozioni oltre che di pescate. Che speriamo di trasmettere a chi ci segue da casa. Niente amici, alla prossima avventura! Ciao!